uscivo dall'ospedale alla sera perché mio figlio aveva avuto un infortunio, mio figlio di 4 anni, no? Erano le 8:30. Tra l'altro nel frattempo mio figlio si è addormentato, per cui lo portavamo a braccio con mia moglie e siamo andati alla stazione del Vaporetto dell'ospedale e lì mi aspettavo di trovare la linea 52 per tornare a Castello dove abito. Ma le aspettative del signor Manera evidentemente erano troppe, perché dopo circa 20 minuti della linea 52 non c'era nemmeno l'ombra. Guardo il monitor, non vedo segnalata nessuna linea 52, ma solo la 41 che gira, passa il 41 e chiedo ma arriverà il 52? E il marinaio mi fa sì, arriva. Passano altri 10 minuti, ormai la famiglia aspettava da 45 e giunge un altro 41. Passa un altro 41, chiedo di nuovo al marinaio ma arriva il 52? Mi fa sì, ma l'abbiamo subappaltata a un'altra compagnia che la esercita con una barca di plastica e non so gli orari, non so quando arriva. A quel punto, capisci, avendo il figlio, già mia moglie ha quasi avuto nervi a portare il figlio, che era ancora malato anche se era stato dimesso dall'ospedale, per cui abbiamo deciso di prendere, dopo una discussione con il Vaporetto nella direzione opposta, e andare alle Fondamente Nuove, dove nella speranza di trovare un taxi che poi ho trovato lì. Consideri anche che è l'unico pronto soccorso ospedale per tutta Venezia, per un bacino di turisti anche che sappiamo essere di 30 milioni di abitanti, non c'è neanche una stazione dei taxi qualora uno volesse. E una volta in Fondamenta Nuove i tre hanno preso il taxi al costo di 36 euro per arrivare finalmente a casa. Ci sono due fatti gravi, uno che hanno un cartello di orari esposto che dà informazioni non vere, perché la 52 non esiste, o se esiste qualcosa è una linea atipica. Il fatto è ancora più grave perché si tratta dell'unica stazione dell'ospedale, dell'unico pronto soccorso di tutta la laguna e di tutta Venezia, e non c'è un servizio chiaro. Poi immagini, io non sono una persona anziana, se mi sono trovato in difficoltà, si figura una persona più anziana che esce di là, certamente non mi viene nemmeno in mente di prendere un'alilaguna o una cosa così, un mezzo, non lo so, non ha senso.